E torniamo in diretta con una mela al giorno. È con noi in diretta telefonica l'esperta naturopata Monica Bertoletti. Buongiorno intanto. Buongiorno Simone. E grazie di essere con noi. Spero che abbia apprezzato magari anche la musica. Io ho anticipato un attimo che parleremo di cibo e salute. Magari anche la musica può essere di aiuto, no? Magari alla salute del corpo e dell'anima. Magari anche i Pink Floyd e la loro The Dark Side of the Moon. Aiuta molto. Aiuta molto. Senti, io ti do del tu perché domani c'è un importante appuntamento, un convegno scientifico proprio sul tema la salute e alimentazione, e con un bellissimo titolo che a me piace molto: La salute viene mangiando. Tanto dai un po' le indicazioni di dov'è, chi parteciperà, e poi naturalmente entriamo anche nel merito naturalmente del convegno. Monica, prego. Sì, la salute viene mangiando. Anche se Totò diceva che è l'appetito che viene quando c'è il digiuno. Il digiuno è una delle terapie che si usa nel metodo Cosmin. Il metodo Cosmin è un metodo diffuso in Italia dal professor Sergio Chiesa, che è il presidente dell'Associazione Cibo e Salute, e serve proprio per supportare i malati per qualsiasi patologia essi abbiano, in modo particolare per le patologie tumorali e le patologie autoimmuni, sì, tra cui quella più famosa è la sclerosi multipla, ma tante altre. Quello di cui si parlerà domani è alla portata di tutti. Domani ad Almine, giusto? Domani ad Almine da che ora? Sì. È a Mariano di Dalmine, in provincia di Bergamo. Sì. Esatto, dalle 9 a mezzogiorno al Teatro Le Muse sarà presente il professor Chiesa e insieme a lui la dottoressa Consolaro Elena, che è relatrice dei corsi Cibo e Salute e medico e specialista in nutrizione. Sì. Entrambi cercheranno di dare una panoramica a tutti, quindi è interessante per la prevenzione, certo, di quello che è necessario fare per avere una buona salute, usando il cibo in modo molto semplice, chiaro, con tanti consigli pratici. Certo. È molto interessante. Monica, tra l'altro specifichiamolo perché magari qualcuno si preoccupa, si agita. Non è che l'incontro di domani vuole spiegare ai cittadini che bisogna adesso abbandonare i propri medici, sostituirsi, che magari mangiando solo l'insalata o le zucchine si diventa immortali. Ecco, no, spieghiamo queste cose qui perché magari poi la gente fa confusione. Assolutamente no. Quello che capiterà a tutti, come dice sempre il professor Chiesa, è che alla fine moriremo. La differenza sostanziale Qualcuno è dice che le uniche due cose certe sono le tasse e la morte. Esattamente, è vero, è verissimo. Quello che viene fatto domani è in perfetto accordo con la medicina istituzionale. Il metodo, e quindi anche il suo divulgatore, in quello che farà domani, propone un affiancamento alla medicina istituzionale, quindi a qualsiasi terapia farmacologica una persona stia seguendo, sì, perché il metodo è totalmente scientifico. Certo, la dottoressa Cosmin era un medico e il metodo è attualmente aggiornato da medici, in particolare oncologi e immunologi. Quello che viene presentato non è... Tra l'altro, Monica, se non sbaglio, è applicato anche l'Istituto Tumori di Milano, che so che la dottoressa... La dottoressa Consolaro lavora all'Istituto Tumori di Milano e segue il progetto Diana. Il progetto Diana è un progetto che ormai è arrivato alla 5ª edizione, con la quale le donne malate di tumore ormonale, quindi cancro varie sostanzialmente, vengono seguite con un'alimentazione che segue i principi dell'OMS esattamente come Cosmin, ed è veramente molto simile, con l'esclusione delle proteine animali nel caso del tumore ormonale, ma per tutti gli altri sono incluse in almeno un pasto al giorno. E lei spiegherà bene qual è la causa delle malattie, ma anche come curare e prevenire, che è la cosa più importante che possiamo fare ogni giorno, almeno 3 volte al giorno. Sei molto chiara, Monica. Insomma, sostanzialmente io provo a renderlo un po' più semplice nelle parole, poi mi aiuti tu. È un regime, insomma, nutrizionale, un sistema dietetico che punta, naturalmente, viene utilizzato come una vera e propria arma terapeutica, diciamo così. Sia terapeutica che preventiva, sì, perché noi abbiamo visto che utilizzando il metodo quasi tutte le patologie in qualche modo si arrestano e possono poi avere anche una regressione, il tutto ovviamente accompagnato sempre da quello che il medico suggerisce, certo, ma soprattutto in prevenzione noi riusciamo veramente a prevenire tutto, perché prevenire il tumore vuol dire in realtà prevenire
tutti i disastri che ci possono essere sul sistema immunitario, quindi tutte le patologie cronico-degenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, le demenze cognitive, tutto quello che è sul cardiovascolare e quindi anche ictus e infarti, tutta questa categoria di patologie, ma soprattutto anche tutte le malattie infiammatorie, quindi quelle che sono dette i dolori dell'età, che non sono assolutamente obbligatori. Ci sono le persone molto anziane che noi seguiamo, che magari seguiamo per una patologia oncologica, che hanno una regressione di cose più semplici rispetto a quella, come tutte le malattie artrosiche, oppure le patologie che avevano pregresse, come può essere l'ipertensione, il diabete, cose che normalmente vengono considerate lo standard della nostra vita da anziani. Non è assolutamente così. Si può aiutare a prevenire e anche a dare una mano a curare per chi ha già queste patologie da tempo. Ma naturalmente poi ogni dieta viene fatta su misura naturalmente per ogni persona, insomma cittadino, paziente che sia. Ma c'è qualche alimento in particolare che naturalmente deve essere fatto bene e deve essere buono sicuramente, quello è fuori di dubbio, però che ha qualche dà veramente un aiuto in più rispetto ad altri? C'è qualche consiglio che puoi dare? Non so, penso alle ortaggi, la frutta, la verdura, non lo so. C'è qualcosa in particolare? Bravissimo. Prego. Ti ringrazio per questo spunto. Intanto quello che oggi è difficile trovare in quantità abbondante sulle nostre tavole è proprio la verdura. La verdura e un po' di frutta, in quantità considerevole la verdura, aiutano moltissimo a prevenire tutte le patologie, perché contengono delle sostanze cosiddette fitochimici che evitano che il DNA si modifichi, evitano l'invecchiamento e sono antiossidanti, quindi vuol dire che riparano tutti i danni che noi potremmo aver subito. Quindi abbondiamo sempre con la verdura cruda di stagione, meglio prima del pasto, e il contorno di verdura cotta. Inoltre i superfood oggi sono veramente tanti e ci sarebbe una lunghissima lista. Quello che posso dire di introdurre, che è una cosa molto comune da trovare, molto economica e pochissimo diffusa, sono i semi di lino macinati, che nel metodo fanno parte integrante della colazione, ma anche se una persona non vuole fare la colazione cosmina, può integrare 2 cucchiai al giorno, tritati al momento, di semi di lino dorati, che sono dei potentissimi antitumorali, sono dei potentissimi antinfiammatori che contengono gli omega 3 molto simili a quello del pesce, anche se sono in realtà dei precursori, e poi sono dei potentissimi lignani, vuol dire che la parete dei vegetali contenuta in essi aiuta tantissimo la peristalsi, che vuol dire andare in bagno regolarmente ogni giorno e quindi garantirsi una eliminazione continua delle tossine che noi ogni giorno accumuliamo. E poi contiene anche i fitoestrogeni, che sono degli ormoni simili agli ormoni femminili ma anche maschili, che fanno da regolatori, quindi sono in prevenzione di tutte le patologie ormonali in tutte le età, sia per l'uomo che per la donna. E poi aiutano anche alla salute cardiovascolare. Monica, grazie, ti interrompo un secondo solo perché abbiamo alcune telefonate, così magari c'è qualcuno che vuole chiederti qualcosa. Prego, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Volevo chiedere questo, sì. Quanto può incidere sull'alimentazione per quanto riguarda la prevenzione dei tumori l'assunzione di curcuma, sì, e poi di vitamina D, D3, D come Domodossola. Grazie. Chiarissimo. Prego. Ringrazio anche il Signore per questo importantissimo spunto. La vitamina D, che viene generalmente controllata solamente alle donne in menopausa, è in realtà un potentissimo ormone, uno steroide, come il cortisolo, quindi è una sorta di antinfiammatorio naturale che può influire nella genesi, nell'evoluzione, quindi anche nella cura di tantissime patologie, tra cui, oltre appunto alle ossa, che non è che siano cosa da poco, anche in tutte le patologie autoimmuni e nei tumori. La letteratura ci dice che qualsiasi terapia oncologica funziona al 50% se noi abbiamo un basso dosaggio di vitamina D, e purtroppo il metabolismo della vitamina D è un meccanismo molto complesso. Non è sufficiente prendere una mezz'oretta di luce o di sole tutti i giorni per averne una grande quantità, perché per essere resa disponibile deve
attraversare l'intestino, deve essere immessa da un enzima renale nell'organismo che smobilita i depositi a livello del fegato. È veramente complesso, per cui il consiglio è di misurare la vitamina D e integrarla chiaramente attraverso l'operazione del medico, perché è un atto medico, sia chiederne l'esame che l'integrazione farmacologica, sia nei malati che nei sani, e questo è un primo aspetto. La curcuma è un potentissimo antinfiammatorio, antitumorale, che serve sia per coloro che hanno patologie dolorose, quindi tutte le artrosi, le artriti, ma serve anche nei tumori, appunto, proprio perché elimina tantissime cellule tumorali. La cosa importante della curcuma è che sia consumata costantemente, quindi vuol dire tutti i giorni almeno 1 o 2 cucchiaini, con l'utilizzo nel pasto anche di un prodotto oleoso, perché aiuta l'assorbimento intestinale, e un pochino di pepe nero, basta proprio un pizzichino invisibile, il 2% della nostra curcuma, per garantire un assorbimento che è quasi fino a 2000 volte superiore di quello che consentirebbe la curcuma da sola. Oppure un'altra molecola che si può abbinare se si vuole evitare il pepe è il tè verde, quindi sempre nello stesso pasto, o lo zenzero. Queste sostanze favoriscono l'assorbimento ottimale della curcuma e garantiscono tutti i benefici. Monica, ti tengo ancora in linea con noi, 30 secondi, un'altra telefonata. Prego, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. L'ascolta, prego. Allora, senta, io ho avuto un tumore all'età di 61 anni all'utero, però ho sempre mangiato nella mia vita tanta verdura, perché vado matta di verdura, di tutto. E poi prendevo tanti semi di lino al mattino, li facevo la sera mettere nell'acqua e al mattino bevevo l'acqua e i semi di lino. E come mai mi è venuto il tumore al collo dell'utero e mi hanno dovuta squarciare tutta? E questo, io ho sempre fatto una dieta di verdure, di semi di lino, e cambiamento di stagioni in autunno e in primavera, eppure mi è venuto lo stesso. Mi può spiegare il motivo? Sì, stia in linea signora, che forse le vuol fare una domanda, Monica. Le volevo chiedere se lei si è sottoposta alla terapia ormonale in menopausa. No, ho fatto una menopausa così tranquilla e bella, senza né caldane né niente. Mi sono andate via le mie misurazioni normali. A 61 anni, per una piccola emorragia all'utero, prima era passato come solamente un piccolo polipo, facendo tutte le analisi, di 20 millimetri, e poi dopo 15 giorni vado a farmi visitare per fare un raschiamento, è uscito fuori invece che avevo un tumore 2 mesi di vita. E invece adesso comunque come sta? Esatto. Sono passati 10 anni, sono ancora qui. Non ho fatto né chemio né niente, ho fatto solamente 3 mesi di radioterapia, 1 minuto tutte le mattine, 1 minuto solo, però io, come dice lei, i semi di lino ne ho sempre presi, perché mia nonna me lo diceva. Di verdura io mangio di tutto, dall'insalata a tutto, fino addirittura, dottoressa, mangio addirittura, che mi rimane in mente da bambina, le ortiche, lei pensi? Polpette di ortiche, frittata di ortiche e tutto, eppure mi è uscito. Grazie signora, è stata molto precisa. Monica, siamo veramente in chiusura, abbiamo proprio un minuto. Ok, la signora è viva e quindi vuol dire che un'azione protettiva queste sostanze l'hanno avuta. Per i semi di lino è importantissimo che siano macinati per avere i benefici che abbiamo detto. Quello che la signora faceva era un'infusione a freddo che ha soltanto un effetto lassativo. Per quanto riguarda la verdura, ci vogliono veramente grandi quantità di verdura, bisogna veramente esagerare. OMS dice almeno 5 porzioni e una porzione di insalata penso che sia 4 volte quella che noi consideriamo normalmente nel piatto, che è una decorazione. Certo. Monica, senti, io ti saluto e ti ringrazio tantissimo, ti faccio un grosso in bocca al lupo per domani, quindi ricordiamo da domani mattina dalle 9 alle 12:30, dalle 9 a mezzogiorno a Mariano di Dalmine al teatro Le Muse in via Montesanto numero 1. Quindi andate, è molto interessante, io spero di riuscire a fare un salto perché mi incuriosisce molto, poi noi ci siamo conosciuti, è una persona splendida Monica. Salutami tantissimo anche Don Adriano.
quindi l'appuntamento è per domani con noi. Grazie Monica, con noi invece settimana prossima, sempre con una mela al giorno, torneremo a parlare di sanità e chissà, magari torneremo a parlare proprio di salute e cibo, alimentazione, visto che la salute viene mangiando. Saluto ancora Luciano Bresciani che sarà ancora in diretta con noi, che ci sta sentendo, e a noi non ci resta che sentirci settimana prossima, sempre con una mela al giorno. Ciao da Simone Girardin, ciao!